Lukaku e MC Tominay da leader, messaggio da brividi live per tutta la Serie A, restate con noi fino alla fine e guardate tutte le dichiarazioni del Napoli nel post partita. A cominciare da Antonio Conte che ha rilasciato anche dichiarazioni importanti, guardate. Conte, Lukaku è cresciuto, contento di Neres e Politano. Al termine della sfida l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni dei giornalisti per commentare la gara. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della squadra azzurra. L'allenatore del Napoli ha commentato così la sfida. Abbiamo fatto il nostro dovere. Non pensavo potessimo raggiungere questi risultati da subito. I ragazzi hanno voglia di lavorare, sono concentrati e sappiamo che c'è tanta aspettativa. Napoli è una piazza calda e vogliamo regalare belle serate. Lukaku? Romelu è un giocatore che può sempre spostare gli equilibri, è cresciuto di condizione. Sicuramente può fare meglio, deve continuare a lavorare come sta facendo. Ha poi proseguito sulla gerarchia tra Neres e Politano, l'impatto di David è stato veramente importante. Quando ci sono queste cose io sono soddisfatto. Sanno tutti che c'è competizione ed il livello sale. Voglio elogiare però Matteo, all'Inter lo vendemmo ed oggi ho trovato un ragazzo maturo ed in grande condizione. David si sta ritrovando dopo stagioni altalenanti, sta lavorando sodo e lo vedo molto applicato sia nella fase offensiva che difensiva. Lukaku e MC Tominay si sono espressi anche nel post partita, il messaggio è stato chiaro, guardate cosa hanno detto in diretta. Il Napoli di Antonio Conte si riconferma in vetta alla classifica per un'altra settimana. Dopo aver mandato KO il Monza, la squadra azzurra ha alzato la voce anche nel match interno contro il Como di Cesc Fabregas. La formazione partenopea si è imposta con il punteggio di 3-1, maturato grazie ai gol di MC Tominay, Lukaku e Neres. A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio trovato dalla squadra ospite con Strefezza. Per il Napoli si tratta del settimo risultato utile di fila tra Serie A e Coppa Italia, la seconda vittoria di fila in campionato. Dell'ottimo momento azzurro, ne hanno parlato due dei protagonisti azzurri, MC Tominay e Lukaku. Quest'ultimo è stato premiato come Man of the Match al termine della gara. Dopo l'importante vittoria casalinga, MC Tominay e Lukaku hanno analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. I due azzurri sono stati chiari e decisi nel post-gara. Lukaku ha parlato da vero leader dopo la vittoria. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto. Fabregas sta facendo bene con loro, hanno tanto qualità, possono arrivare lontano in Serie A. Nel secondo tempo la nostra fame di vincere ha fatto la differenza. Forma fisica? Lavoro ogni giorno, provo a dare sempre di più. La squadra ha vinto, questo è la cosa più importante. Gli obiettivi personali vengono dopo. Adesso siamo primi, dobbiamo continuare così. Sulla stessa lunghezza d'onda anche MC Tominay, quanto è importante questa vittoria. Noi non ci stiamo pensando, l'importante è vincere. Ci sono tante cose da fare ancora. Sull'accoglienza? Non riesco a immaginare come poter ringraziare i tifosi del Napoli. Cerco di fare il meglio per loro. Condividi con noi la tua opinione, grazie per l'attenzione e a presto, Forza Napoli sempre e tutto per lei.